Scattare sempre a diaframma minimo ha senso, cioè noi quando generalmente scegliamo un'ottica siamo tanto condizionati dal diaframma minimo, quindi ci piace ad esempio le lenti 1.8, 2.8, 2.4, ma cosa significa questo numero e soprattutto è sempre utile? Beh, allora intanto una grande premessa, per chi non conosce questo mondo qua, quindi vi invito chiaramente a vedere magari qualche video che ho fatto precedentemente. Quando parliamo di diaframma parliamo di quelle lamelle che praticamente creano un foro più o meno grande di fronte alla nostra lente. La prima condizione, cioè perché esiste questa cosa qua? Perché noi influenziamo quanta luce entra nel nostro sensore, quindi ad esempio se stiamo scattando in pieno sole o in zona d'ombra o al buio, chiaramente dobbiamo fare entrare più o meno luce a seconda di dove stiamo scattando, per evitare di avere la foto sovraesposta, quindi completamente bianca, o sottoesposta, completamente nera. Le ottiche cheap di solito hanno sempre una possibilità di diaframma, appunto, che sta di solito tra l'F4 e l'F5.6. Mentre tipo le ottiche un pochino più premium di solito hanno la possibilità di fare entrare più luce, quindi di solito si ragiona su ottiche f2.8, f2, f1.8, addirittura esistono delle ottiche che vanno anche sotto, quindi f1 o addirittura f0.8. E fin qua chiaramente diciamo che c'è questa suddivisione tra lenti cheap e lenti un pochino più premium che permettono di fare entrare più o meno luce. Se la mia ottica è una ottica premium, non è detto che bisogna sempre scattare quindi a 1.8, 2 o 3, semplicemente per un concetto. Ok, possiamo fare entrare più luce, quindi in verità ci salverà chiaramente, ci salverà il fondo schiena, tipo ad esempio se stiamo scattando di notte, quindi quando c'è poca luce, chiaramente scattare a f1.8 aiuta tantissimo perché il nostro sensore entra più luce e quindi il nostro scatto ha un ISO più gestibile. Per chi anche in questo caso qua non conoscesse questa terminologia, quando parliamo di ISO stiamo parlando della sensibilità del sensore alla luce. All'aumentare dell'ISO la foto risulta sgranata, quindi il primo concetto è: entra più luce, quindi posso tenere un ISO più basso e di conseguenza appunto la mia foto qualitativamente sarà più interessante. Però cosa succede? Molto spesso quando acquistiamo queste lenti, dato che appunto possono scattare f2.8 o f2, noi cosa facciamo? Scatteremo solo immagini a questa apertura di diaframma, che secondo me è un grande errore. Cioè, ok che l'ottica comunque può fare entrare tanta luce o poca luce, però dobbiamo capire che il concetto è sempre quello progettuale. Quindi la domanda da farsi è: noi vogliamo tutto a fuoco o tutto non a fuoco? Perché dovete capire che il concetto è sempre quello progettuale, la fotografia è un linguaggio e di conseguenza è sempre una scelta nostra di come vogliamo produrre appunto del materiale fotografico. Quindi se ad esempio vogliamo isolare tantissimo il soggetto dallo sfondo, potremmo scattare ad esempio ad f2, f2.8, perché appunto è una volontà questo tipo di scatto. Ma se ad esempio vogliamo fotografare un panorama, un paesaggio, questo ad esempio non sarebbe più un ragionamento corretto, ma ad esempio dovremmo scattare a f5, f6. Che poi tra l'altro un'altra cosa che non tutti sanno, e vi invito comunque a testare tanto le ottiche che voi utilizzate, è questa: di solito si ipotizza che a f2.8, quindi alla scala minima di apertura del diaframma, entra tanta luce, ho un distaccamento diciamo del soggetto principale dallo sfondo molto ampio, però comunque ho una qualità abbastanza corretta sul soggetto. Già questo non è correttissimo, perché può essere l'immagine nitida ma in verità la lente non sta dando il suo massimo, che possiamo ottenere ad esempio con la nostra immagine. Va comunque testato, ma di solito sta all'incirca tra f7 e f8. Adesso tipo sui test che ho fatto io sulle mie lenti, di solito tra f8 e f10 cade su quel tipo di aperture di diaframma. Sopra l'F8, sopra l'F10, di solito una lente arriva anche a F20, F22, quindi nella nostra testa si dice: ok, se a F2.8 ho il distaccamento massimo figura sfondo, a F22 avrò la migliore e la massima nitidezza a tutto fondo, diciamo, dello schermo, in cui soggetto principale e sfondo appunto sono entrambi leggibili e entrambi con la massima nitidezza. Ecco, anche questa cosa qua non è vera, perché in verità di solito la nitidezza massima casca tra F8 e F10. Non è una verità assoluta, vi invito a verificarlo anche con le vostre lenti, però il concetto è questo: le nostre lenti vanno conosciute bene e al di là della potenzialità della nostra lente capiamo sempre che è uno strumento, e come tale, ipotizzando che la macchina fotografica è uno strumento e la fotografia invece è un linguaggio,
Siamo sempre noi che decidiamo che cosa mettere a fuoco, quanto avere a fuoco nella nostra foto, se ha senso staccare lo sfondo dalla figura principale del nostro soggetto o se ha senso mettere tutto a fuoco, o magari avere leggermente tipo il fondo che si intravede ma che comunque sia leggibile ma leggermente sfocato. Ecco, questo è sempre un ragionamento, nel senso che non limitiamoci ad essere condizionati dalla nostra attrezzatura, ma cerchiamo di sfruttare la nostra attrezzatura per avere una padronanza del nostro linguaggio e per avere comunque una possibilità progettuale appunto più affine possibile rispetto alle nostre idee. Spero che questo video ti sia stato utile, se c'è qualche dubbio chiaramente scrivimi qua sotto e ci vediamo nel prossimo video.